50.000 posti di lavoro dipendente persi in Veneto dall'inizio dell'emergenza Covid, vale a dire il 3% del totale. A 2 mesi dall'introduzione delle prime misure contro il dilagare del contagio, il report della Regione sulla situazione occupazionale registra un risultato drammatico. Tra mancate assunzioni ed effettiva diminuzione del personale dipendente sono stati persi in media 6.000 posti di lavoro alla settimana. L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan parla di bollettino di guerra dopo l'applicazione dei provvedimenti disposti dal governo. Calo dei posti dovuti al crollo delle assunzioni, addirittura del 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, un dato che ha interessato tutte le tipologie contrattuali. Come era prevedibile, il turismo, il settore maggiormente colpito, da solo ha perso 24.000 posti, ma in seria difficoltà si sono trovate anche altre attività che hanno dovuto subire uno stop prolungato: tessile e abbigliamento, legno mobilio, le produzioni in metallo, le attività professionali e l'editoria. A fare da diga, almeno parzialmente, a questa emorragia, agricoltura, industria alimentare, sanità, servizi sociali e industria farmaceutica. Attività essenziali che hanno retto e il cui calo si è fermato al 20%. Una situazione che peggiora di giorno in giorno. Stiamo provando, spiega Donazzan, a convincere il governo della necessità di superare la limitazione del codice Ateco. L'unico tema che va affrontato è quello del rispetto o meno per l'azienda dei requisiti di sicurezza, pena un ulteriore peggioramento di quello che viene già definito il disastro occupazionale.